solito incolpiamo in ragione le emissioni dei tubi di scappamento delle auto e dei camion, gli incendi boschivi e agricoli o i fumi che escono dalle ciminiere delle fabbriche e dai camini delle nostre case. Sono questi prodotti del processo di combustione infatti le sorgenti più conosciute del famigerato PM10, l'acronimo che rappresenta quelle polveri sottili in gran parte responsabili dell'inquinamento che attanaglia le nostre città. Non molti sanno però che ci sono anche altri piccoli gesti in inverno quotidiani potenzialmente dannosi per la salute dell'aria che respiriamo, come per esempio alimentare una stufa a legna o a pellet. Ora, per il protocollo di Kyoto è importante che la CO2 abbia il ciclo chiuso, quindi è stato incentivato l'uso della biomassa. La stessa normativa comunitaria che parla di Kyoto non ha però tenuto conto di quella normativa che parla dell'inquinamento dell'aria, in quanto che ogni combustione di biomassa è una grossa fonte di PM10 e di altri inquinanti e quindi occorre che ciò che viene bruciato sia bruciato bene con impianti tecnologicamente avanzati, un po' come per le macchine quando si parla di Euro 0 e di Euro 5. Noi abbiamo bisogno di sistemi di combustione per la legna, per il pellet, per tutte queste cose di Euro 5, Euro 6, non di Euro 0. Per lo stesso principio non è troppo salutare neanche il metodo di cottura di un piatto forte di stagione, le caldarroste. La caldarosta come anche la pizza sono cose ottime. Ovviamente occorrerà vedere se questo è un fatto estemporaneo che dura poco tempo, è più un fatto folcloristico, però voi tenete conto che una combustione incontrollata ha un effetto in atmosfera che è 10, 100, 1000 volte più alto di una appunto controllata, quindi anche piccole cose incontrollate generano grande inquinamento. Controllare i livelli di PM10 e degli altri agenti inquinanti rispetto agli standard di legge è compito della Regione che utilizza ARPAV, l'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, per effettuare i test di monitoraggio della qualità dell'aria. Dal punto di vista del controllo possiamo dire che siamo probabilmente quella zona d'Italia che ha più dati come serie storica, dati di qualità, quindi noi almeno abbiamo una serie storica di 20 anni di dati che ci danno in modo molto preciso quella che è la nostra realtà. Quindi abbiamo questi problemi sul PM10, ozono e altri inquinanti, però non sono localizzati in zone rispetto ad altre. Sicuramente possiamo distinguere due grandi zone, la zona diciamo della pianura, compresa la costa, da quella che è la zona montana. La zona di pianura appunto ha questi problemi che dal Piemonte fino al Friuli sono praticamente tutti uguali. Fulcro di questa azione di monitoraggio costante dei dati sono le centraline di rilevamento automatiche sparse su tutto il territorio veneto. Le centraline sono dei veri e propri laboratori chimici molto sofisticati, anche molto costosi, che in tempo reale, 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, danno i dati, non danno i numeri, danno i dati proprio, danno delle informazioni sull'ambiente. È come se fossero dei grandi termometri molto sofisticati che devono essere manutenuti, devono essere tenuti in grande efficienza perché devono dare dati di qualità. Poi dopo questi dati vengono passati in modo reale, in tempo reale, agli operatori di ARPA, i quali li validano, cioè vedono se questi dati sono verosimili oppure no, e in tempo praticamente reale vanno in internet. Ora la nostra regione è stata la prima in tutta Italia a dare appunto questi dati in tempo reale. In base ai dati raccolti, sta sempre alla Regione pianificare gli interventi finalizzati al rispetto dei livelli stabiliti dalla normativa nazionale. Lo strumento principale per raggiungere gli obiettivi di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria è il cosiddetto piano aria. In Veneto l'ultimo approvato del 2004 e ha permesso di bloccare le cause di due pericolosi inquinanti come il benzene e il biossido d'azoto. Ora sta per esserne approvato uno nuovo. Il nuovo piano aria, che adesso è stato scritto, è in fase di VAS e andrà in consiglio regionale fra un po', tiene conto di queste evoluzioni, non vede più solo il Veneto ma vede il Veneto come parte del bacino padano e cerca di trovare quelle misure condivise per affrontare i tre inquinanti principali, PM10, ozono e il benzo a pirene. Il Veneto inoltre siglerà a breve anche il nuovo accordo di programma per le azioni per la qualità dell'aria del bacino padano, che coinvolgerà il Piemonte, le vicine Lombardia ed Emilia-Romagna. Finalmente è stata fatta una proposta formale ad inizio ottobre che è stata formalmente inviata al nostro ministro perché molte misure sono di competenza statale. Una singola regione non può prendere misure per esempio sul trasporto in autostrada eccetera. Si cerca insomma con ogni strumento di ridurre il più possibile il livello degli agenti inquinanti che inalati in grandi quantità possono avere effetti anche cancerogeni. Il quadro clinico attuale dell'aria veneta comunque non è allarmante. Non è un quadro d'emergenza ma è un quadro problematico perché abbiamo alcuni inquinanti quali il PM10, l'ozono e in parte il benzo a pirene che superano i limiti di legge.